Buonasera dal TG Sicilia, le notizie principali di oggi. Emergenza a Lampedusa, più di 3.000 i nuovi arrivi sull'isola, rivolta degli amministratori. Il sindaco Mannino, non reggiamo. Il vice sindaco Lucia, adesso basta, chiesti un consiglio dei ministri straordinario sull'isola e navi in rada. Peggiorano ancora le condizioni di Messina Denaro, ricoverato nell'ospedale dell'Aquila. Escluso il ritorno in cella. Al capezzale del boss la nipote e la figlia che ha riconosciuto da poco. Caro voli, Ryanair decisa a tagliare le rotte, deride il governo italiano. Per l'ENAC si tratta di un oligopolio che falsa il mercato. Per il governatore Schifani è inaccettabile il comportamento di Ryanair. Il governo interverrà sulle tariffe. Il femminicidio di Marisa Leo, domani funerali a Salemi. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. E domani la CGIL invita gli uomini a partecipare a un flash mob a Catania in difesa dei diritti delle donne e contro la violenza. Chi si indigna e denuncia non resterà solo. A TG Sicilia il colonnello Altavilla, nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Catania. Le donne che reagiranno, assicura, troveranno sostegno. Aspettando il bus che non arriva, paline in tilt alle fermate dei mezzi pubblici a Catania. La rabbia dei cittadini costretti, come d'abitudine, a lunghe attese. Ricomincia la scuola, l'esperienza positiva dell'Istituto Comprensivo Cesare Battisti nel quartiere San Cristoforo di Catania. Da anni insegnanti e alunni combattono la dispersione. La Digos identifica e sanziona i vandali che hanno rotto i seggiolini nuovi dello stadio Massimino, denunciato chi aveva acceso i fumogeni per la partita del 1° settembre. E in apertura una notizia di poco fa, ancora una morte bianca. Un operaio cinquantenne è morto cadendo da un ponteggio in un cantile edile a Scala Torregrotta, in provincia di Messina. Dopo la sciagura è intervenuto il presidente Mattarella che in un messaggio alla ministra Calderone ha scritto: lavorare non è morire, quello che stiamo facendo non è abbastanza. Un consiglio dei ministri urgente sull'isola e le navi in rada per il recupero dei migranti. Sono le richieste del sindaco di Lampedusa nel giorno in cui sull'isola è stato raggiunto il nuovo record di 3.000 profughi sbarcati. Mentre si agitano le istituzioni politiche e religiose, la gente si affida ai social il proprio sfogo e le immagini dei barchini in fila. Roberta Lunghi. 12 settembre 2023, segnatevi questa data perché sarà l'inizio della fine dell'isola di Lampedusa. Chiediamo scusa a questo scoglio e prepariamo i bagagli, ha vinto il sistema. È solo uno dei post su Facebook nella giornata che segna un nuovo record di sbarchi sull'isola dopo i quasi 2.200 di fine agosto. Sono 3.000 i migranti arrivati a partire dalla mezzanotte in 70 sbarchi. Il sindaco dell'isola, Filippo Mannino, chiede di convocare con urgenza un consiglio dei ministri ad hoc a Lampedusa per l'esame della situazione e l'individuazione di azioni di supporto. Nelle ultime 24 ore la nostra piccola isola, ha proseguito Mannino, è stata investita da un'ondata di sbarchi che ha coinvolto tutte le coste e le spiagge, con migliaia di migranti che cercano accoglienza su un territorio non più in grado di reggere tale onda d'urto. Il nuovo primato è raccontato dalle immagini che girano in rete grazie a pescatori, commercianti, isolani e la gente che adesso grida il suo allarme e la gente che affida ai social sfoghi e considerazioni. Con la bocca alzate i palazzi, con i fatti nemmeno un mattone, recita un altro post. A fargli eco l'ex primo cittadino Salvatore Martello. Veniva detto ogni giorno ai telegiornali, sui giornali, che tutto andava bene, che non c'erano problemi, che con la Croce Rossa eravamo riusciti a risolvere il problema dei migranti, e poi invece nella realtà quotidiana le cose non sono vere. Ma fino a quando non si faranno fatti concreti e si continuerà a dire solo ed esclusivamente che il fenomeno dell'emigrazione è un problema economico, allora il problema non sarà mai risolto. Prefettura e questura sono al lavoro per identificare e trasferire i migranti. Le motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto hanno continuato a soccorrere barchini arrivati nelle acque territoriali italiane. Stiamo preparando delle navi per trasportare
dall'hotspot a terraferma, cioè a Porto Empedocle o ad altri luoghi in Sicilia o in Calabria i migranti, e stiamo col Ministero preparando le destinazioni finali, diciamo così. Intervenite con tempestiva sollecitudine. L'appello è dell'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Damiano, che invoca una gestione rispettosa di chi nella disperazione cerca rifugio, ma anche di chi ha sempre accolto, ma che adesso non ha più le forze. Si sono ulteriormente aggravate le condizioni di salute del boss Matteo Messina Denaro. All'ospedale dell'Aquila, dove è ricoverato nel reparto detenuti, sono arrivate la figlia naturale, è appena riconosciuta, e la nipote, che è anche il suo avvocato. Sentiamo. Non tornerà mai più in cella nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila il boss 61enne Matteo Messina Denaro. La figlia Lorenza Lagna, appena riconosciuta, e la nipote Lorenza Cuttadauro, che è anche il suo legale, sono al capezzale del boss, le cui condizioni sono peggiorate nelle ultime ore. L'ex primula rossa della mafia, arrestato a gennaio dopo 30 anni di latitanza, è ricoverato nel reparto detenuti dell'ospedale San Salvatore, da quando il suo tumore gli ha causato un blocco intestinale per il quale è stato operato lo scorso 8 agosto. Indicativo sembra anche il fatto che alla cura del tumore al colon sia accompagnata la terapia del dolore. Le sue condizioni sono altalenanti. Matteo Messina Denaro a volte è lucido, altre volte molto fragile. Nei giorni scorsi è andato anche in coma per una reazione ai farmaci. Cosciente delle sue condizioni, nei giorni scorsi il boss ha redatto 2 documenti. Uno dispone che non si proceda con accanimento terapeutico in caso di ulteriore coma, con un altro atto ha riconosciuto la figlia Lorenza, nata il 17 novembre del 96 dal rapporto con Franca Lagna. Fino al 2012 Franca e Lorenza vivevano in casa della base del boss, ma poi erano andate via. Lorenza in questi anni ha seguito il suo percorso di vita, ha studiato al liceo, si è sposata, 2 anni fa ha avuto un bambino. Lorenzo e Matteo Messina Denaro si sono visti per la prima volta ad aprile nel carcere dell'Aquila. Ora il decorso della malattia ha accelerato la decisione di ricomporre anche per l'anagrafe il rapporto padre-figlia. È una storia molto privata, non ci sono stati intermediari, ha assicurato l'avvocato nipote del boss, che ha rivendicato un apporto professionale. Ha scritto lei l'istanza per fare ammettere in carcere il notaio che ha raccolto la volontà del boss. Ora le 2 donne sono insieme al capezzale dell'ultimo grande latitante di Cosa Nostra. Caro voli, l'ENAC accusa le compagnie aeree. Nel mercato c'è un oligopolio, serve un intervento normativo. Ryanair contro il governo, taglieremo inevitabilmente le rotte. Luca Ciliberti. Si inasprisce lo scontro sul caro voli. Le parole di Michael O'Leary, patron di Ryanair, che ha definito spazzatura il decreto asset su cui sta discutendo il governo, accende le polemiche. In audizione al Senato il presidente ENAC Pierluigi Di Palma definisce surreale l'intervista del CEO di Ryanair, Michael O'Leary, che parla dell'ENAC come di un soggetto clown che avrebbe messo in piedi questa storia, sottolineando lui stesso che la dinamica dei prezzi non permette al consumatore di averne conoscenza anticipata, perché dice: se l'aereo si riempie alziamo i prezzi. È evidente che non è più libero mercato, ma chiaramente c'è un'imposizione del prezzo da parte di chi ha l'oligopolio e quindi c'è poca tutela del consumatore. Siamo tornati a quello che era in Sardegna ai tempi in cui Alitalia e Meridiana determinavano i prezzi. All'audizione in Senato era presente anche Ryanair, che continua a ribadire che l'effetto di questo decreto, se approvato, danneggerà inevitabilmente l'economia di numerose aree del paese, sottolineando che la compagnia ha intenzione di ridurre del 10% i voli in Sicilia e Sardegna. La cosa che consente ai vettori di portare avanti connettività anche nei mesi invernali è proprio la possibilità di diversificare le tariffe. Sul caro voli è intervenuto nuovamente anche il presidente della regione Renato Schifani. Siamo certi che il governo nazionale terrà il punto facendo la propria parte. Da parte nostra faremo di tutto perché nuovi vettori possano raggiungere la Sicilia. La Procura di Messina ha iscritto nel registro degli indagati per corruzione Bernardo Alagna, attuale commissario dell'azienda sanitaria di Messina, che si è dimesso dall'incarico. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe lo scambio di favori con un politico che avrebbe appoggiato la nomina di Alagna in cambio di incarichi a persone a lui gradite. E domani Salemi si ferma, sarà accanto alla famiglia di Marisa Leo nel giorno dell'ultimo saluto. Il sindaco per l'occasione ha proclamato il lutto cittadino e bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici comunali e pubblici.
La famiglia di Marisa Leo, i genitori e il fratello, assieme alla comunità di Salemi, si accinge a darle l'ultimo saluto. I funerali della donna uccisa mercoledì scorso dall'ex compagno Angelo Reina nelle campagne di Contrada Ferla tra Marsala e Mazara del Vallo saranno celebrati domani alle 16 presso la chiesa madre di Salemi. Il sindaco Domenico Venuti ha proclamato il lutto cittadino, evidenziando come l'intera cittadina è rimasta scossa e sgomenta dalla prematura scomparsa della donna. Venuti ha manifestato cordoglio e vicinanza alla famiglia Leo, vittima del femminicidio. Per domani a Salemi bandiera mezz'asta negli edifici comunali e in tutti gli uffici pubblici. Il sindaco Venuti ha inoltre invitato a osservare una pausa di silenzio nei luoghi di lavoro durante le esequie. Una comunità, quella di Salemi, ma anche del Trapanese, ancora scossa non solo per l'omicidio, ma per la crudeltà di chi lo ha compiuto. Ieri infatti l'autopsia ha svelato che l'uomo ha fatto fuoco su Marisa colpendola solo nella parte bassa dell'addome, nella zona dell'utero, quasi a volerla punire per averlo allontanato. Una punizione diretta alla donna e alla madre. Poi si è suicidato. In tutto questo però Angelo ha dimenticato che col suo gesto ha lasciato orfane di entrambi i genitori, una bambina di 3 anni, la figlia che aveva avuto da Marisa. E domani a Catania la CGIL invita gli uomini a partecipare a un flash mob in difesa dei diritti delle donne e contro la violenza. L'appuntamento è alle 9:30 all'oratorio dei Salesiani in via Santa Maria delle Salette, a seguire un dibattito sulle libertà di lavoratori e lavoratrici. Chi si indigna e denuncia non resterà solo. Al TG Sicilia il colonnello Altavilla, nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Catania. Le donne che reagiranno, assicura, troveranno sostegno. Roberta Lunghi. La politica operativa dei carabinieri, che vedrà i carabinieri della provincia di Catania impegnati sul territorio, sarà quella della prossimità, della vicinanza alla gente. Vicini ai cittadini per accogliere le loro difficoltà e di conseguenza agire a Catania, così come in tutte le 61 stazioni dislocate nell'intera provincia etnea. È la premessa con la quale il neo comandante provinciale dei Carabinieri di Catania, il colonnello Salvatore Altavilla, si è presentato oggi alla città attraverso un incontro con la stampa. Proveniente da Parma e con esperienze siciliane a Palermo, Caltanissetta, Bagheria, a Catania ha condotto gli studi universitari e ritrova una città per certi versi cambiata, che invoca più sicurezza e controlli. La sicurezza non è mai troppa, il controllo continuerà nel solco già tracciato da chi mi ha preceduto. La proiezione esterna è ovviamente l'obiettivo prioritario di una forza di polizia e ancor più dell'Arma dei Carabinieri. Ha citato il suo predecessore, proprio lui ha lanciato un monito ai cittadini: indignatevi, però i cittadini fanno anche i conti con la paura. Indignazione che deve ovviamente a cui deve far seguito una presa di coraggio, una presa di coscienza che chi si indigna e denuncia non è da solo. Qual è la vera emergenza di questa città? La microcriminalità, le baby gang, la criminalità organizzata? Non abbiamo emergenza, almeno al momento non ne rilevo. Però sicuramente questa è una città articolata, dinamica, con bisogni di vicinanza da parte dei carabinieri. Ha detto invito a denunciare anche le violenze di genere. In questa caserma c'è una stanza zero perché le vittime di violenza possano denunciare in serenità. Si sente di ribadire questa cosa con forza? Assolutamente. La violenza di genere è un ambito di priorità del nostro sforzo operativo. Le nostre caserme sono sempre aperte. Pensate che la stazione di Piazza Verga l'anno scorso ha ricevuto 14.000 denunce, tantissime denunce di violenza di genere. Non si deve fare altro che denunciare, che rappresentare, perché si possa intervenire nella maniera risolutiva. In tilt le paline dell'azienda municipale trasporti, che oggi hanno smesso di dare informazioni agli utenti su orari e corse, con la conseguente attesa alla fermata anche di ore. Simona Mazzoni. Tutte le palline, tutta Catania non funzionano completamente, cioè è inutile aspettare. Quando il buon Dio ce lo manda, allora vuol dire che arriva. Si affidano addirittura al buon Dio i catanesi in attesa del bus alla fermata, ma oggi le paline dell'azienda trasporti AMTS erano in tilt. Un'amara sorpresa per i fruitori dei bus completamente disinformati su orari e corse, con la conseguente attesa anche di ore. Non funziona, niente. Come fa a sapere quando passa il suo? Perché l'ho visto stamattina dalle 9:30, quindi si immagina. Ora da quanto tempo aspetta? Aspetto un'ora e mezza. Aspettare sotto il sole non è piacevole per chi ha fretta, forse è meglio incamminarsi per raggiungere la meta. Sono 5-6 linee e allora una passerà prima o poi,
Allora me la faccio a piedi, c'ho il contapassi, mia figlia mi ha installato il contapassi nel telefonino, già sono arrivato a 2000, però già sono stanco. Beh signora, siamo a Catania, quindi è normale. Scuola siamo stati nell'istituto comprensivo Cesare Battisti nel quartiere San Cristoforo di Catania, dove da anni insegnanti e alunni combattono la dispersione scolastica. Luca Ciliberti. Mi dicono ma la musica non ti porterà a niente, e dico no, perché a me la musica piace, quindi non devo fare come tutte le altre ragazze, fare l'estetista, fare no, non mi piace, mi piace suonare il pianoforte. La prima campanella nell'istituto comprensivo Cesare Battisti è già suonata. 850 ragazzi seguiti da insegnanti e personale ATA che spesso si sostituiscono alle famiglie. Siamo a San Cristoforo, periferia di Catania. Qui i livelli di dispersione scolastica sono altissimi. La musica, oltre allo sport che fanno tanto, davvero uno dei modi migliori per tenerli proprio lontani dalle situazioni che si possono trovare per strada. È vero che prima di suonare chitarra venivi poco anche a scuola? Sì, poi ho iniziato a riprendere di nuovo lo studio perché venivo poco frequentemente a scuola. Poi ho iniziato di nuovo a venire a scuola e ho ripreso la chitarra. In questo quartiere c'è appunto la mancanza di parchi pubblici, di zone dove poter far riunire questi bambini. Ecco che questa struttura, la nostra struttura, gli ha dato la possibilità di poter fare dello sport all'aria aperta, di potersi confrontare attraverso lo sport. Ha avvertito la necessità di qualcuno, anche più di qualcuno, di voler uscire, di voler abbandonare questo quartiere? Alcuni ragazzi hanno maturato questa idea di poter uscire dal quartiere, cambiare la loro vita ma anche la vita della città. Sarebbe bello che si potesse rimanere nel quartiere e svolgere delle attività legali che nel quartiere proliferassero, artigianato, arte, concerti, musica. Questo sarebbe ed è un grande sogno. Cresce in Sicilia il disagio abitativo, sono 40.000 le famiglie abbandonate dalle istituzioni, mentre la Regione non investe in manutenzioni. A Catania troppe le carenze negli appartamenti popolari. Siamo andati a Librino, vediamo. Almeno 40.000 le famiglie che vivono in una condizione di disagio abitativo in Sicilia. A Catania sono 15.000 e la regione è quella che spende meno, a paragone col resto d'Italia, in tema di diritto all'abitare. Sono i dati del SUNIA, il sindacato degli inquilini, che parla di situazione allarmante. Qui siamo nell'ex Palazzo di Cemento, dove moltissime delle famiglie assegnatarie di un alloggio si sentono totalmente marginate e abbandonate dalle istituzioni, come loro, originari del Marocco, da circa 20 anni a Catania. Il problema è il bagno, vedi sotto è vuoto, qua è rotto e scendi l'acqua dal signore, quella di sotto. Per favore venite a sistemare questa cosa. Oppure in quest'altro appartamento dove ad ogni pioggia sono innumerevoli le infiltrazioni sulle pareti. Dall'anno scorso che ho fatto richiesta al comune, mi avevano detto che entro 30 giorni dalla domanda effettuata il 23 febbraio tutto questo si sarebbe risolto col sopralluogo. Invece io ancora non ho nessuna notizia e sono rimasta con i danni a casa e non posso toccare nulla se non vengono loro a fare il sopralluogo. I comuni danno le case, ma poi quanto spendono in manutenzioni? Noi temiamo 0 euro, non risultano voci specifiche in bilancio. La cosa gravissima, i comuni, non ha in nessun comune dei grossi comuni siciliani, quindi anche delle città capoluogo, ha partecipato al bando del PNR per la manutenzione degli edifici pubblici, che è una cosa gravissima. Lo scenario esterno è incompatibile con l'idea di città a misura d'uomo, cumuli di spazzatura che non vengono raccolti e la fognatura a cielo aperto con olezzi irrespirabili che provengono dai lavandini delle case. Sul lungomare di Catania il cantiere di Piazza Nettuno, con i lavori fermi ormai da mesi, è diventata un'area di degrado. Rifiuti ovunque e attrezzature vandalizzate, nessuno interviene e i cittadini denunciano l'assenza di controlli. Emanuela Corsi.
Lavori ancora fermi a piazza Franco Battiato, ex piazza Nettuno, nel quartiere di Ognina, che nel frattempo si è trasformata nella terra di nessuno, dove i vandali colpiscono e non ci sono controlli. Qui non siamo in periferia, ma sul lungomare di Catania, in una zona molto frequentata dagli sportivi, ma anche da famiglie e turisti, tra alberghi, ristoranti, studi professionali e attività commerciali. Abbiamo avuto molto danno, perché giustamente ci è diminuito anche il lavoro, col fatto che le piazze sono chiuse, vedere quella immondizia là dentro, che fra poco vengono anche i topi, è normale secondo lei? Del progetto di riqualificazione dell'area, che prevedeva arredi smart, un'area fitness all'aperto, 2 aree per il gioco dei bambini, sistema di videosorveglianza, è rimasto solo questo cartellone divelto. Questo è il cantiere, è rimasto fermo ormai da diversi mesi. Qui è stato aperto un varco per poter entrare e molti sporcano, lasciano rifiuti di ogni genere. Qualcuno ha anche vandalizzato le attrezzature. Qui qualcuno, oltre ai rifiuti, abbandona anche i monopattini. Di sera la gente passeggia tranquillamente al suo interno, i bambini corrono incuranti dei pericoli di un cantiere aperto, come vediamo in queste immagini amatoriali. Nessuno controlla o interviene. Entrano, giustamente non possiamo andare a fare discussioni noi. Ogni volta che chiediamo alle persone gentilmente non andate là dentro perché non si può entrare, loro prendono e si seccano con noi. Io ovviamente non posso andare a rischiare la pelle per 4 cretini. E controlli ce ne sono? Controlli no, niente. Niente controlli. Abbiamo visto i controlli. Va lasciato così, la gente entra e fa quello che vuole. È un peccato. Magari rovinano anche le attrezzature che dovevano essere usate, però lasciato così, abbandonato a se stesso. Il progetto di riqualificazione dell'area, finanziato attraverso le risorse PON Metro per €500.000, fa parte del programma Catania Spazio Sport, che ha come obiettivo il recupero di alcune aree cittadine per contrastare proprio l'illegalità e offrire luoghi di inclusione sociale per i soggetti svantaggiati. Una breve pausa, torniamo tra pochissimo. Bentornati al TG Sicilia, parliamo dei seggiolini danneggiati al Massimino dopo Catania Crotone, sanzioni per 4 ultra, altri 2 denunciati dalla Digos di Catania per aver acceso fumogeni. Vediamo. Queste sono le immagini che risalgono al 2 settembre scorso, girate allo stadio Angelo Massimino dopo la partita Catania-Crotone. 18 seggiolini sono stati vandalizzati, spalliere rotte, piegate, parti bruciate dai fumogeni. Atti di teppismo nella struttura che era appena stata ristrutturata in vista del campionato in Serie C. La Digos di Catania ha identificato e denunciato 2 ultra etnei che in occasione di quell'incontro di calcio avevano acceso dei fumogeni successivamente fatti esaurire sugli spalti delle curve nord e sud dello stadio. L'accusa per i 2, un 21enne con precedenti di polizia e un incensurato di 23 anni, è possesso e accensione di materiale pericoloso. Entrambi saranno anche raggiunti dal DASPO. Sul danneggiamento dei 18 seggiolini dello stadio Massimino, la Digos ha sanzionato 4 ultra per violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo, per il quale è previsto un pagamento di una somma che va dai 100 ai 500 euro. Sono tuttora in corso accertamenti per individuare eventuali altri responsabili. Infine, sempre personale della Digos, nel corso della visione delle numerose immagini, ha individuato un ultra presente sugli spalti della tribuna B da tempo irreperibile, rintracciato e invitato presso gli uffici della Divisione Polizia Anticrimine per la notifica di un provvedimento DASPO pendente. Una notizia di calcio, il Palermo ha messo sotto contratto il portiere Adnan Kanuric, austriaco di passaporto bosniaco classe 2000. Il giocatore era svincolato dopo aver resciso il contratto che lo legava al Nottingham Forest e si è legato al club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2024. Kanuric nella stagione scorsa era stato girato in prestito all'Oxford City, mettendo insieme 13 presenze, subendo 12 gol e riuscendo a tenere la porta inviolata per 6 partite. E per oggi ci fermiamo, grazie per averci seguito e buona serata.